Maria Iacona, ripropone la candidatura al Senato nel collegio uninominale Sicilia 04 che, per ricordiamo, va da Agrigento a Mazara del Vallo. Una candidatura che chiaramente testimonia la sua presenza alla Camera, e quindi lei chiede, diciamo, di essere di nuovo confermata. Sì, chiedo di essere riconfermata perché credo di avere lavorato quotidianamente per questo territorio in questi 5 anni, cercando di portare avanti le istanze di questa parte di territorio e di chi ha svolto un'azione anche per l'amministrazione degli enti locali, per l'associazionismo, per chi quotidianamente si batte per una rinascita di questa parte di territorio che sappiamo essere stato in passato in una posizione nelle graduatorie nazionali davvero agli ultimi posti. Credo, ripeto, di avere lavorato per una rinascita di questo territorio attraverso le proposte che io ho portato in Parlamento, una delle quali mi rende particolarmente orgogliosa, la legge sull'istituzione delle ferrovie turistiche, che oggi è una realtà e anche una realtà economica, perché ha già portato 3 milioni di euro di risorse che sono state destinate alla sistemazione della stazione di Porto Empedocle, che renderanno accogliente questa stazione e che potranno essere foriere appunto di una capacità di accoglienza dei flussi turistici non indifferente, perché sappiamo che anche sul turismo, sul recupero culturale del nostro patrimonio si sta facendo un lavoro enorme e diciamo, intrecciare queste azioni a livello parlamentare con quelle locali, con quelle appunto delle realtà delle amministrazioni comunali, come sta succedendo con Agrigento, credo che siano appunto che sia il modo migliore per rappresentare questo territorio. Ma accanto a questo io ho cercato di portare, diciamo, le istanze dei lavoratori, delle lavoratrici, mi sono battuta per riuscire a cominciare a risolvere il problema dei 25 precari siciliani. Ho fatto le mie battaglie in Parlamento attraverso anche presentazioni di testi di legge, attraverso risoluzioni in Commissione, attraverso un lavoro svolto anche in Commissione Bilancio, per riuscire a invertire una tendenza, allentare quei vincoli che impedivano appunto ai comuni, anche a quelli in dissesto e in predissesto, di poter cominciare a far rientrare questo precariato, che ormai è un precariato storico e che non ha più davvero ragione di esistere in queste condizioni. Mi sono battuta anche attraverso altre proposte, come quella ad esempio per istituire le ZES dei centri storici del meridione d'Italia, proposte di cui ho discusso col Ministro De Vincenti allorché ha portato avanti un ragionamento attorno al decreto per il Mezzogiorno, e che penso debbano essere oggetto anche di un'azione politica forte nel futuro Parlamento.